Vittoria doveva essere e vittoria è stata, ma l'esordio stagionale del Bardolino Verona nella UEFA Women's Cup, la Champion femminile, è stato sicuramente più difficile dei pronostici della vigilia. Le gialloblu si sono imposte meritatamente per 2-1 sulle casacche dell'Alma al termine di una gara disputata sotto una gelida pioggia ad Umea nel nord della Svezia. Bardolino Verona in vantaggio all'11°, triangolazione in velocità sulla destra tra Schiavi e Motta, lancio di quest'ultima per Panico che ci crede e mette in mezzo la sfera per la conclusione vincente di Valentina Boni. Le veronesi potrebbero raddoppiare con l'incornata di Panico, ma al 40° a sorpresa arriva invece il pareggio kazako al termine di un'azione confusa. La sfera sguscia in area per la deviazione di Stopovskaya, Brunozzi è sulla traiettoria, ma la sfera schizza come una saponetta e carambola in rete. Le gialloblu avrebbero subito l'occasione per riportarsi in avanti. Panico viene vistosamente atterrata in area e la tedesca Steinhaus concede senza esitazione il calcio di rigore. Sul dischetto va Valentina Boni, che calcia la sfera senza la necessaria potenza, consentendo alla numero 1 kazaka la parata in 2 tempi. Nella ripresa, mister Longega getta nella mischia Girelli in sostituzione di una comunque positiva Valetto. Il Bardolino Verona si mangia un paio di clamorose occasioni con Patrizia Panico che esalta il portiere Saratovsteva. Al 20° arriva finalmente il nuovo e definitivo vantaggio giallo-blu, con Patrizia Panico che riceve il traversone da Boni e incorna anticipando l'uscita del portiere. Nel finale il Bardolino Verona potrebbe aumentare il vantaggio, ma l'ennesima incornata di Bomber Panico coglie in pieno la traversa. Incamerati i primi 3 punti del mini girone, le ragazze di mister Longega ora guardano subito alla gara forse decisiva di sabato contro le temibili islandesi del Valur. Ma servirà un Bardolino Verona più cinico e consapevole dei propri mezzi per superare l'ostacolo nordico.